garantiti. Stiamo attendendo le ultime rifiniture, poi firmeremo col governo la preintesa sull'autonomia, lo ha riferito il governatore Zaia al Consiglio regionale. Era entrato per rubare in un negozio a Marghera ma ha messo un piede in fallo ed è caduto dalle scale rompendosi la testa. Per lui, dopo gli infermieri, sono arrivati i poliziotti. Quarta visita a Venezia in meno di un anno per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in mattinata alla Fenice per celebrare i 150 anni di Ca' Foscari. Appello alla politica ma soprattutto ai giovani del Patriarca di Venezia Francesco Moraglia: combattete le diseguaglianze per creare un'economia più umana. Temporaneo ma doloroso addio al ponte dell'Accademia chiuso per restauri, al suo posto per attraversare il Canal Grande passerelle pedonali a senso unico. Andrea ha 40 anni, un passato di obesità alle spalle, 3 lauree in tasca ma non riesce a trovare un lavoro. Ho passato la vita a combattere la malattia ed ora è tardi. Svastiche e croci celti che ricoprono nuovamente la sede della cooperativa GEA impegnati in attività legate all'accoglienza dei migranti. È il terzo attacco da novembre. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano la politica, perché nel pomeriggio il governatore Zaia è intervenuto in Consiglio regionale per illustrare l'avanzamento della trattativa con il governo sulle nuove forme di autonomia per la nostra regione. Sentiamo. Abbiamo sempre detto che la partita dell'autonomia è una no-fly zone, cioè è l'autonomia di tutti. Penso che 2.373.985 veneti che sono andati a votare non abbiano colore politico, non siano andati con la tessera di partito. Il governatore Zaia ha illustrato alla prima commissione del Consiglio regionale l'avanzamento della trattativa con il governo sulle nuove forme di autonomia per il Veneto. È stato un passaggio doveroso, cioè la spiegazione un po' dello stato dell'arte rispetto alla nostra trattativa, una trattativa che sta procedendo, oltre il 90% si è già confermato rispetto alle nostre richieste. Stiamo attendendo le rifiniture e di poter eventualmente firmare, il che non vuol dire che portiamo a casa subito l'autonomia, vuol dire che mettiamo un paletto fisso rispetto a quello che si è fatto fino ad oggi. Ultimi passaggi e dovrebbe arrivare anche la firma. Se vengono accolte le ultime istanze che abbiamo presentato, che sono delle rifiniture, non dico proprio letterarie e di sintassi, ma insomma che per noi hanno significato soprattutto per la fase referendaria e per l'approccio rispetto alle finanze, direi che noi ci siamo per firmare. Settimana prossima o già? Ma guarda, dipende dal governo, se decide di farci una proposta e di accogliere le ultime istanze noi ci siamo. Stante la scadenza della legislatura, il governo ha chiesto la disponibilità della regione a circoscrivere in via preliminare il negoziato su alcune materie. Quindi sono stati individuati 5 tavoli tecnici di confronto su istruzione, lavoro, tutela di salute e ambiente e Unione Europea non ancora aperto. Per quanto riguarda la questione dei 9 decimi, Zaia risponde: confermiamo che noi lavoriamo ovviamente per l'obiettivo dei 9 decimi, il nostro obiettivo, il nostro mantra, noi 9 decimi. C'è anche da dire che in questo documento si abbandona la spesa storica, si va ai fabbisogni standard, si introduce la compartecipazione su diversi tributi, si introduce il grande elemento qualificante, lasciatemelo dire, della commissione paritetica. La cronaca, la polizia ha intercettato e fermato 2 uomini ed una donna che dopo essersi mostrati interessati ad acquistare un Audi A4 sono fuggiti senza pagarla. La vettura con i 3 malviventi a bordo è stata bloccata dal reparto prevenzione crimine di Padova a disposizione della questura di Venezia all'altezza della barriera autostradale di Villabona. Alcuni giorni fa 2 dei malviventi, 2 fratelli della provincia di Treviso, avevano preso contatti con un uomo che voleva vendere la propria Audi. Raggiunto un accordo, i 2 assieme ad un marocchino si sono recati in un'agenzia di pratiche automobilistiche di Mestre dove hanno stipulato il contratto, ma prima di pagare i 3 sono saliti sull'auto e sono fuggiti. La vittima ha poi denunciato il fatto alla polizia che ha avviato le ricerche intercettando l'auto rubata sulla tangenziale di Mestre. Alla guida c'era un marocchino di 35 anni che era accompagnato dai complici 2 fratelli trevigiani di 41 e 47 anni. Tutti e 3 sono stati denunciati
denunciati per insolvenza fraudolenta in concorso. Ed ora andiamo a Marghera, dove un ladro ha cercato di rubare in un negozio, ma il suo furto non è andato proprio esattamente come voleva. Sentiamo perché. È entrato con 2 complici in un laboratorio di cosmetici a Marghera con l'intenzione di rubare, ma un moldavo 33enne è dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale. Una volta dentro, infatti, è scivolato per le scale fracassandosi la testa. La guardia giurata della vigilanza privata e il figlio del titolare del negozio, avvisati dall'alert telefonico antifurto, una volta giunti sul posto hanno notato l'uomo vestito di scuro svenuto a metà della rampa. Poco dopo il 33enne è ripreso conoscenza ed è stato soccorso dai 2 che poi hanno avvisato la polizia. Una volta intervenuti, gli agenti hanno capito che il malvivente era entrato nello stabile rompendo un vetro antisfondamento di una porta. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza, infatti, è emerso che insieme ai 2 complici avevano cercato con ogni mezzo di rompere il vetro, ma mentre i 2 hanno abbandonato l'impresa, il 33enne è andato avanti, riuscendo ad entrare. Con tutta probabilità, però, nel momento in cui si è attivato l'allarme ha preso paura entrando nel panico e nel tentativo di fuggire è caduto per le scale rompendosi la testa. Dopo essere stato accompagnato in ospedale è stato dunque denunciato. A suo carico precedenti per tentata rapina, concorso in ricettazione, concorso in furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Quarta visita a Venezia, oggi meno di un anno per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in mattinata alla Fenice per celebrare i 150 anni dell'Università Ca' Foscari. Accompagnato dalle note dell'inno di Mameli cantato dal coro della Fenice, il Presidente della Repubblica fa il suo ingresso nel teatro alle 11 in punto per partecipare all'inaugurazione del 150° anno accademico dell'Università Ca' Foscari. È la quarta volta in meno di un anno che il Capo dello Stato arriva in laguna, ma esserci oggi era particolarmente importante, spiega, per sottolineare il grande ruolo degli Atenei, ciascuno con le sue caratteristiche e capacità, ma tutti uniti nel contribuire all'azione di riflessione e progettazione del futuro. Con il Presidente Zaia ho condiviso in questi ultimi 12 giorni 2 aperture di anno accademico qui in Veneto, a Padova qualche giorno addietro e adesso a Ca' Foscari. E vorrei sottolineare l'accostamento fra questi 2 atenei, la diversità delle loro storie, la diversità delle loro vocazioni anche, che raffigurano in maniera emblematica ma efficace la costellazione dei nostri atenei in Italia. 150 anni fa, ricorda il Presidente, questo Ateneo ha fatto la scelta lungimirante di affiancare all'insegnamento dell'economia quello di una gamma di lingue straniere per allora straordinariamente vasta, dall'arabo al serbo-croato, dal turco al giapponese. Non poteva questa vocazione che sorgere a Venezia, che ha inviato le sue navi in tutto il mondo conosciuto e ha preso contatti commerciali, economici e culturali con ogni parte del mondo. Ma questa apertura manifestata da questa propensione all'offerta di studio delle lingue straniere si è sviluppata costantemente in questo Ateneo e continua tutt'oggi con un'ampia offerta di studio di lingue straniere. Al termine dell'evento pubblico, Mattarella ha raggiunto l'università accompagnato dal rettore Michele Bugliesi per una visita a una mostra sull'arte buddista lungo la Via della Seta allestita in questi giorni nell'Ateneo ed è poi ripartito alla volta dell'aeroporto di Tessera per fare ritorno a Roma. E la visita del Presidente Mattarella e l'inaugurazione dell'anno accademico sono state anche l'occasione per una riflessione sulle crescenti diseguaglianze che affliggono la nostra economia. Sentiamo. È il tema della disuguaglianza a dominare le celebrazioni del 150° anniversario dell'Università Ca' Foscari, una scelta apprezzata dal Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, presente ai festeggiamenti, che ha speso parole di elogio per la Lectio Magistralis dell'economista britannico Sir Richard Blundell. Ci ha fatto vedere come l'economia non è fine a se stessa, ma è per il bene comune, ecco, soprattutto quella riflessione circa la diseguaglianza come sfida attuale percepita sia dagli studenti, sia dai docenti, sia dai politici illuminati.
e soprattutto il cogliere questa realtà come un problema ormai globalizzato su cui veramente si gioca la sfida del futuro. In Italia, ha ricordato Blundell nel suo intervento, il 20% degli individui all'interno dello 0,001% più ricco della popolazione è costituito da giocatori o allenatori di calcio. Viviamo in un'economia globale dove vale il principio che chi vince si prende tutto, ma la disuguaglianza non è inevitabile e dovrebbe essere affrontata in modo lungimirante dalla classe politica. Parole condivise dal patriarca, secondo cui le università in generale e quella veneziana in particolare hanno un ruolo fondamentale nell'elaborare un'idea diversa e più umana di economia. Ca' Foscari è un prodotto veneziano che quindi non ha trovato difficoltà a individuare la sua vocazione iniziale nella economia, perché la Serenissima commerciava con il mondo allora conosciuto, i commerci si regolano con dei rapporti anche economici, con dei trattati, e poi soprattutto le lingue, perché sono il mezzo per poter comunicare, intenderci e quindi creare umanesimo, umanità. Restiamo a Venezia per parlare dei lavori in corso al ponte dell'Accademia, parzialmente chiuso appunto a causa del cantiere per i restauri. Sentiamo. Temporaneo ma doloroso addio al ponte dell'Accademia, la cui rampa centrale da qualche ora è chiusa al transito per consentirne lo smontaggio ai fini del restauro. Veneziani e turisti potranno comunque attraversare il Canal Grande su 2 passerelle esterne, una per senso di marcia. Date le dimensioni del passaggio, un'alta balaustra è stata creata per evitare a chi la vede per la prima volta la tentazione di fermarsi ad ammirare la meravigliosa vista sul Canal Grande dal centro della traversata, alla quale per qualche mese si dovrà rinunciare. Questo proprio per non creare situazioni di blocco e di traffico, di intasamento. Oggi, che è il primo giorno, qua sono presenti il corpo di polizia municipale proprio per educare a questo nuovo passaggio del ponte dell'Accademia. Saranno anche presenti in momenti critici, quali ad esempio la chiusura o l'apertura delle scuole, fino a quando la città non si sarà abituata a questa modifica della viabilità pedonale. Il cantiere, aperto da ottobre, finora non aveva causato alcun problema di viabilità, grazie al sistema di ponteggi che ha consentito di svolgere i lavori senza chiudere il ponte alla circolazione. L'intervento, che la cittadinanza attendeva da almeno un decennio, sta rispettando la tabella di marcia e dovrebbe concludersi a giugno, riportando all'antico splendore la struttura in legno. Nessuna protesta, comitato, segnalazione è stata presentata, quindi questo sta a significare non solo che era particolarmente atteso il lavoro di ristrutturazione, ma anche che la città vuole che questa amministrazione metta mano su quelli che sono dei patrimoni, degli elementi storici di questa città, che vengono riconsegnati grazie a un contributo importante da parte del privato, nel caso specifico pari a 1.700.000 euro, che permettono in sinergia con l'amministrazione comunale di poter fare interventi significativi. Ed ancora cronaca, è stata arrestata in stazione a Padova una giovane veneziana incensurata che nascondeva nella borsetta oltre 100 grammi di stupefacente. Sentiamo. La polizia ferroviaria di Padova ha arrestato una ragazza veneziana di 21 anni che in una borsetta nascondeva 12 ovuli di droga, 7 di eroina e 5 di cocaina. Gli agenti hanno notato il suo nervosismo mentre attendeva un treno regionale che l'avrebbe riportata a Venezia, dove vive. Alla vista dei poliziotti ha cambiato improvvisamente direzione, accelerando il passo verso il binario, e così gli agenti hanno deciso di perquisirla. Per la giovane, che finora non aveva conti in sospeso con la giustizia, si sono così aperte le porte del carcere della Giudecca di Venezia. Scritte neonaziste e svastiche nere sono state tracciate nella notte sui muri esterni di una cooperativa sociale di Mestre, la GEA, che si occupa tra l'altro anche di servizi e di attività di accoglienza per i richiedenti asilo. Nel novembre scorso un analogo episodio vandalico era stato compiuto sempre da ignoti sull'esterno della sede e sulla fiancata di un'autovettura aziendale. I responsabili di GEA, che hanno denunciato i danneggiamenti alle forze dell'ordine, si dicono preoccupati
ritengono che gli atti di vandalismo abbiano a che vedere proprio con l'attività di accoglienza dei migranti nell'ambito delle convenzioni stipulate con la Prefettura di Venezia e di Treviso. Il CDA della Coop sottolinea che nel particolare momento vissuto dal Paese episodi di tal genere non possono che contribuire ad alzare la tensione, pregiudicando viceversa un sereno e produttivo dialogo volto ad affrontare con incisività e competenza le pressanti questioni legate all'accoglienza dei migranti. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Ancora la politica, attaccano la campagna elettorale dei veleni, i rappresentanti delle liste che non si riconoscono negli schieramenti principali. Ecco le parole degli ospiti di ieri sera. A 20:10 i candidati veneziani Ilaria Boni Burini di Potere al Popolo e Paolo Pizzolato di Grande Nord. L'idea che non passa credo che sia proprio i temi che noi portiamo, sono temi sul lavoro, il no Job Act, no alla legge Fornero. Sicuramente in questo periodo non fanno presa, ma credo che soprattutto perché non si parla di temi, non si parla in realtà di politica. Questo è il problema, che noi abbiamo un programma molto ricco in cui esprimiamo delle posizioni molto chiare su 15 elementi importanti, incluso l'ambiente, incluso la scuola, il diritto all'abitare. In realtà la campagna esistente parla di nulla, di sciocchezze. Noi abbiamo fatto uno sforzo gigantesco a livello nazionale che è stato questo. Io sono un componente di Prima il Veneto, lei sa perfettamente che noi come partiti autonomisti e soprattutto indipendentisti nell'arco di pochissimi mesi siamo riusciti a metterci tutti assieme nel nord Italia, abbiamo presentato le nostre liste raccogliendo le firme con una facilità estrema e ci siamo candidati tutti quanti con questo grande nord che va a ripristinare di nuovo quelli che sono i fabbisogni del nord e quello che è la vera e propria realtà che tanti partiti hanno abbandonato. Tradito dalla Lega, le dice? Completamente, non solamente dalla Lega, ma anche da tutti quelli che blateravano dove il Nord bisognava assolutamente spingere, dove c'era la grande locomotiva del Nord-Est che adesso non tira più, ma soprattutto hanno fatto in maniera di poter gestire questi temi per far sì che venisse dimenticato quello che era il sistema indipendentistico e autonomistico del Veneto. Ed ora la storia di Andrea, 40 anni di dolo, che dopo aver convissuto con l'obesità ora è dimagrito ma è tagliato fuori dal mondo del lavoro. Sentiamo. Poche ore prima dell'intervento, ovviamente per stabilire con esattezza l'anestesia, guardo la bilancia, vedo 168 kg, 900 grammi. Un numero che resterà scolpito nella mia memoria per sempre e là è cominciato, diciamo, la mia nuova vita, quella che noi obesi chiamiamo la rinascita. Lui è Andrea, 40 anni, abita a Dolo e da quando è bambino, a causa di medicine varie e alcuni problemi di salute, ha iniziato a scontrarsi con l'obesità, che per lui è diventata una vera e propria condanna. Con 3 lauree e una in arrivo, Andrea non è mai riuscito a trovare un lavoro. A conti fatti posso capire che comunque già come il primo sguardo del datore di lavoro va sul fisico, va sulla pancia, va sul sedere, questo capisce che, e ti vedi, guarda con disprezzo, capisci che il peso ha un notevole peso su un possibile impiego che ti venga dato. Nel 2013, grazie a un bypass gastrico, Andrea ha perso 100 kg, ma si è dovuto scontrare con un'altra problematica. Sono calati i chili, ma è aumentata l'età ovviamente, e assumere un quarantenne con poca o scarsissima esperienza, sappiamo la difficoltà che si incontra. E così Andrea, che dopo l'intervento ha anche trovato l'amore di Serena, che come lui ha subito un bypass gastrico, ancora non riesce a trovare un impiego. Lui che ama la politica, lui che è attivo socialmente e lancia un chiaro appello. Aiutare la gente a trovare lavoro che lo stimoli a vivere, perché una persona senza lavoro, una persona che ha 40 anni come me, non esagero a dire che si sente morta.
È il pianista e compositore Keith Jarrett, il Leone d'Oro alla carriera per la musica 2018, Leone d'Argento va al franco argentino Sebastián Rivas, fra i più originali autori della sua generazione. Lo ha stabilito il CDA della Biennale di Venezia, presieduto da Paolo Baratta, facendo propria la proposta del direttore del settore musica Ivan Fedele. Musicista assoluto con oltre 4 milioni di dischi venduti per il Köln Concert, Jarrett avrà il Leone d'Oro alla carriera al 62esimo Festival internazionale di musica contemporanea della Biennale il prossimo 29 settembre. Acclamato unanimemente come uno dei più importanti pianisti nel campo dell'improvvisazione del jazz, recita la motivazione, Keith Jarrett è un artista che si è cimentato con straordinario talento e creatività in diversi generi musicali, tra i quali la musica classica, componendo partiture raffinate e graffianti allo stesso tempo. La sua sterminata discografia è la testimonianza di un'arte senza confini e di una personalità unica nel campo del jazz, il cui approccio e la cifra stilistica così personali ne fanno un maestro universale della storia della musica. Ed era questa l'ultima notizia per l'edizione veneziana dei nostri TG. Vi ricordo l'appuntamento con ore 13 di questa sera, ospiti in studio di Ferdinando Avarino, Dimitri Coin della Lega e Nicola Pellicani del Partito Democratico. È tutto dunque, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Ben trovati con le previsioni meteo di Antenna 3. Sarà una giornata all'insegna delle nubi sulle nostre regioni, ma con scarse precipitazioni. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 21 febbraio. Sul Veneto cielo coperto praticamente su tutto il territorio regionale, ma senza fenomeni degni di nota. Vediamo anche le temperature. Le massime saranno comprese tra gli 8 e i 10 gradi. Le minime oscilleranno invece tra 1 e 4 gradi. Ci spostiamo ora a vedere il tempo che farà sul Friuli Venezia Giulia. Molte nubi anche su questa regione, ma qui saranno possibili maggiori spazi soleggiati, specie sull'Udinese e sul Goriziano. Per quanto riguarda invece le temperature, le massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi. Le minime invece saranno tra i 2 e i 3 gradi. Vediamo ora la situazione anche sul Trentino Alto Adige. Il cielo risulterà un po' coperto su tutta la regione, anche qui peraltro senza precipitazioni associate. Vediamo anche le temperature. Le massime saranno comprese tra 3 e 6 gradi. I valori minimi invece sotto zero, oscillanti tra -1 e -4 gradi. Vediamo ora anche la situazione dei mari e dei venti. Il mare sarà generalmente mosso, venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci!